Ci siamo un po' più stabilizzati sulle terapie intensive, insomma abbiamo comunque aumentato di pochissimo rispetto alla giornata precedente, mentre i ricoveri in area non critica stanno aumentando notevolmente. L'ultimo bollettino regionale fissa 700 i posti letto occupati in area non critica, 200 persone in più in poco meno di una settimana nei reparti di pneumologia, malattie infettive e medicina Covid. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il famoso parametro del 15%, che è il limite per il passaggio all'area gialla, io credo insomma potrebbe arrivare molto presto perché stiamo aumentando nell'area non critica in maniera molto veloce purtroppo. Insomma, il giallo è sempre più una certezza nelle ore in cui anche il Veneto si misura con le nuove disposizioni su Green Pass semplice e rafforzato, esordio che coincide con un assalto alle farmacie e ai Covid Point. Da un lato l'esigenza di ottenere le certificazioni, dall'altro l'aumento di casi sintomatici, tanti cluster nelle scuole e anche nelle aziende. L'altro fronte è quello delle vaccinazioni. Nelle prossime ore si arriverà al traguardo delle 8 milioni di dosi somministrate, una macchina sanitaria in moto, quella veneta, che sconta comunque la carenza di personale aggravata dal fatto che tanti specializzandi hanno iniziato la frequenza dei corsi. Siamo effettivamente in difficoltà. Questo ha riportato una rimodulazione, non abbiamo detto che non facciamo i tamponi a pagamento ai Novax come è stato scritto, ma solo abbiamo detto che diamo priorità al piano di sanità pubblica, quindi ai positivi, a quelli con impegnativa, alla verifica epidemiologica, quindi i contatti stretti della persona positiva, alle scuole. Da scongiurare ora resta la chiusura generalizzata dei reparti alle visite dei familiari già comunicata dall'Uls Berica, problema che riguarda anche le case di riposo. Si avvicina il Natale, quindi anche un momento particolare di ricongiunzione, un momento insomma in cui gli affetti, le relazioni diventano importanti, quindi effettivamente stiamo cercando di capire come agire nel voler mantenere però anche insomma un aspetto relazionale e sociale rispetto a questi anziani, insomma, proprio perché non si sentino abbandonati, ma ci sia anche questa continua relazione con i propri familiari.